Bentornati a Call Center Cortesia, versione speciale di coppia con Duilio e Ine, pronti ad ascoltare le vostre rogne di voi che ci chiamate da casa, come se le nostre rogne non fossero già più che sufficienti. Chi è che ci chiama stasera? Ciao Ines, ciao Duilio, sono Mattia. Ciao Mattia. Ciao. Senti, volevo sapere come faccio a capire se amo ancora la persona che frequento? Beh, allora Mattia, guarda, ci sono 3 semplici cosine che devi osservare per capire se la ami ancora oppure no. Quali? La cosa numero 1 è se sono più le volte che ami questa persona o più le volte che invece lo guardi e ti dà fastidio. Seconda cosa, devi vedere se quando che ricevi una sua telefonata al telefonino sono più le volte che pensi "Ah, Maria Vergine, che bello, sento la sua voce", oppure le volte che pensi "Oh, ciao" e metti basso. L'altra cosa da verificare è se al mattino, appena svegli, ti viene voglia di baciarla o ti viene voglia di alzarti e scappare via dal letto. Allora, se per entrambe queste 3 affermazioni tu hai fatto caso che è vera la seconda, non c'è più niente da fare, allora ti conviene, sai cosa fare, c'è solo una cosa: fai le valigie e vai via. Allora mi sa che farò le valigie allora. Buon Grazie, viaggio, grazie. allora tesoro, ciao. E il trolley in cantina del Rio a Scarpiera. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao Ines, sono Marica. Ciao Marica, dimmi Guarda, ho tesoro. 25 anni, però ho un problema con il mio ragazzo perché proprio ce l'ho a morte con lui. Cosa che ha Perché non è fatto? preciso, innanzitutto non è preciso, mi dice che torna a casa alle 7, invece poi magari torna a casa alle 7:10, allora organizziamoci perché non è che posso star lì 10 minuti a aspettarti per niente. Poi comunque guarda, veramente, cioè mi dice, non so, tipo, andiamo a mangiare la pizza, allora va bene, allora io mi preparo, vado a mangiare la pizza, però poi mentre siamo in macchina mi dice no, e se ti porto fuori al ristorante, allora deciditi, perché io in qualche modo cioè, mi sono anche preparata psicologicamente, anche con l'outfit per andare in pizzeria, non certo andare al ristorante. E comunque poi a un certo punto io gli ho chiesto anche quali sono le tue priorità e lui mi ha detto, cioè il lavoro. Ma come, gli ho chiesto io, come il lavoro? Ma tra amore e amicizia, cioè che secondo te qual è la cosa più importante? E allora lui mi ha detto che sono pari, cioè capisci, sono pari. Allora io, cioè voglio dire, poi avevamo entrambi la serata libera, allora lui ha preferito uscire con i suoi amici, cioè dimmi tu cosa faresti? Andare via con gli amici è tomoroso perché te che essere nannosa ti Marica Maria Vergine 25 anni rompa di todani così oggi metti che basso il telefono. Sentiamo se c'è qualche altra telefonata. Pronto? Amore, Maria Vergine, che bello, sei tornato? Sì, e a Scarpiera sei quella bianca o quella rossa? Copate!